Il video che vedete è stato girato da un turista, sembra che sia addirittura un giornalista del Corriere della Sera del Friuli del Trentino, adesso non lo sappiamo con esattezza, e ha ripreso questo operaio di cui noi abbiamo nascosto le fattezze, ma nel suo profilo Instagram l'ha messo pari pari ed è riconoscibilissimo. E questo operaio, questa persona sta lavorando su un peschereccio, si vede benissimo un peschereccio, sta lavorando su un attrezzo da pesca, un rampone, e col flessibile taglia un pezzo di ferro e tranquillamente lo butta in acqua, in pratica. Questo signore, siccome alla tuta c'era un marchio di una società, ha chiamato l'amministratore di questa società, ma quella società in realtà è in liquidazione e gli operai che c'erano sono stati, non lavorano più per quella ditta, e quindi la persona che ha questa tuta con il marchio di questa ditta che è in liquidazione, non è detto che sia un ex operaio, e magari potrebbe essere uno che sta usando gli è stata regalata la tuta e magari la sta usando, ma con quella ditta magari non era neppure indipendente. Detto questo, resta il fatto molto grave che come potete vedere è proprio il segno proprio di assoluto menefreghismo di buttare in acqua. Hai capito? Purtroppo questa è una consuetudine ancora di tanti, e ci dispiace che proprio davanti al mercato ittico all'ingrosso c'è anche all'interno della Salaste c'è lo slogan custodi dell'Adriatico. Ecco, allora sarebbe il caso, ovviamente non si può fare di tutto all'erba un fascio, perché ci sono dei pescatori che sono molto attenti e rispettosi dell'ambiente, quando con i ramponi, con le reti tirano su qualcosa, lo portano a terra e lo portano in quell'area che dopo viene, diciamo, viene recuperata, viene smaltita. Però purtroppo praticamente un giorno sì e l'altro anche, sia il canale Lombardo interno che il canale San Domenico sono pieni di nafta. Ecco, purtroppo c'è questa consuetudine. Ogni tanto le forze dell'ordine, in particolare la Guardia di Finanza e la Squadriglia Navale di Chioggia, è molto attenta a questo problema dell'inquinamento. Ogni tanto ne becca qualcuno. Vorrei ricordare che tempo fa sono stati diciamo sorpresi dagli uomini delle Fiamme Gialle di qua di Chioggia, alcuni che al mercato ittico avevano lasciato tutta una serie di prodotti inquinanti, sono stati pesantemente sanzionati, poi anche penali tra l'altro, ma purtroppo veramente i pescatori, che sono i primi a vivere col mare, sono anche tra quelli che lo inquinano. Ecco, quindi purtroppo ci tocca segnalare questa cosa. Adesso vedremo se poi finiremo anche sul Corriere del Veneto, e ringraziamo questi qua che sono anche tra l'altro molto furbi, perché voglio dire, ormai sappiamo che ci sono telefonini dappertutto, e quindi al di là che non si dovrebbe fare, non per la paura dei telefonini, ma proprio vuol dire non avere il minimo rispetto né dell'ambiente né della città in cui viviamo.